Scusi, posso fare una foto su cane? Ah sì? Come fa a conoscermi? Com'è che... Sì, com'è che si chiama lei? Mi ricordo il nome ma non mi ricordo... Beh, visto che è un ciao ciao, sarà il primo che faccio. Quindi sa già come funziona. Cioè, ha già visto i video? No? Sì, ho visto. Allora, sa che in questo momento è ripresa? Sì, Cioè, chiedo sempre il permesso chiaramente io. Aspetta, è tranquillo, vero lui? Sì, buonissimo. Ah, ok. Come si chiama il cane? Ah, Lucky. Quello è sempre un pacciozzo. Sì, infatti. Ha visto i miei video di ieri praticamente? Quello di ieri sì, dei due signori là. Sì. Un po' si stufa. Io ne ho conosciuto un altro simile di Ciao Ciao come questo a Treviso. Sì? Sì, e gli ho fatto anche un dipinto. Ma è molto difficile, sono molto difficili perché loro hanno il pelo che devi dargli quella caratteristica di sì, essere folto, sì, no? sì, sì. Quando è andata di tema non sai come fare, però alla fine in qualche modo Sì. si snobba. È come gli Akita e gli Shiba. Dice, anche io biscotto? Oh, Strano, ma è vero. sei partito. Sì, strano, perché neanche quello di solito. Dai, guarda il biscotto. Guarda il biscotto. Sì. Brava, brava. Ehi, guarda il biscottino. Fatta. Poi intanto che lui viene qua ti chiedo cosa rappresenta per te Lucky. Secondo figlio. Poco ma sicuro. La cosa che ti piace di più di lui quale sarebbe? Nello specifico. Per me è tutto lui. Ma è il primo che hai? Ho lo stabilito tantissimi anni fa, dopo non ho più potuto tenere cani e poi tanti anni fa. Ma la scelta di questa razza è dovuta a cosa? Mia, che mi piacevano tantissimo e l'ho trovato e Perché se non sbaglio, adesso non vorrei dire una cavolata, ma mi sembrano cani delicati in qualcosa. guarda, Mi pare. forse sì, lui è di una bontà unica, anche per i cani fuori, l'unico difetto che ha è che non può lasciare libero. Ah ok, Questo è l'unico difetto, per il resto è una bontà, anche per i da Ma casa. come pelo lo perde o... Sì, durante l'anno la vita, Ah ok, io ok. dappertutto. Ah ok, ok, ok. Sì, un po' da gestire così, comunque tranquilli, anche l'appartamento è tranquillissimo, li porti fuori in diretta, dormi fino a sera, quindi vanno. Io pensavo che siccome ce ne sono pochi in giro fosse un cane delicato. Guarda, Non ti risulta? forse ho avuto la Meglio? fortuna io, ma ho avuto problemi 7 anni.